Dopo il 1945 il Friuli Venezia Giulia diventa una grande fortezza contro l'avanzata del comunismo. Nel 1974 le attività militari coinvolgono 150 comuni, interessano un'area che è quasi la metà dell'intera regione. Dopo il crollo del muro di Berlino, queste infrastrutture si rivelano sempre di più inutili e in gran parte vengono abbandonate. Oltre 200 sono state devolute dal Ministero della Difesa alla regione e successivamente ai comuni, ma manca una regia per il recupero e spesso risulta difficile immaginare come riutilizzare strutture molto grandi in zone periferiche. Con queste video interviste, realizzate tra aprile e maggio 2014, Legambiente del Friuli Venezia Giulia intende raccontare alcuni esempi di recupero.